E adesso ci occupiamo di un tema che ci riporta indietro a qualche mese fa, quando c'è stato un referendum, lo ricorderete, online per l'indipendenza del Veneto. Dopodiché la Regione ha votato la legge che istituisce la possibilità di indire un vero referendum in tutta la Regione. Con noi Andrea Jacopini. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dell'Ufficio Comunicazione di Indipendenza Veneta, per parlarci di un importante avvenimento che si tiene domani, perché sappiamo che il referendum, per l'indizione del referendum è un po' in ritardo, ma la macchina organizzativa e informativa soprattutto non si ferma. Mai. E cosa succede allora domani? Allora domani abbiamo un importante collegamento con lo Stato del Brasile, lo Stato di Santa Caterina del Brasile. Per gli ascoltatori vorrei ricordare che Santa Caterina è uno Stato del Brasile molto ricco, che è stato oggetto di un'emigrazione a partire dal 1850 fino al 1870 circa. I Veneti sono stati mandati nello Stato di Santa Caterina per disboscare, diciamo, un territorio fatto di foreste belle e feroci. Lì domani i veneti che parlano ancora veneto, è importante questo aspetto. Certamente. Parlano molto veneto. Lo Stato di Santa Caterina è composto da 40 deputati, metà dei quali sono veneti, si sentono veneti e parlano veneto. Siamo stati contattati noi dell'Ufficio Comunicazione di Indipendenza Veneta. Siamo stati contattati dal presidente del CONVESC. Il CONVESC è il comitato, diciamo, veneto dello Stato di Santa Caterina. Sono fortemente attenti alla legge 16, quella del referendum sull'indipendenza del Veneto. Sul nostro sito di Indipendenza Veneta stiamo seguendo la cosa con estrema attenzione. Invito gli ascoltatori. Ecco, diciamo, questo collegamento con Tre Radio è una cosa molto singolare, perché ci saranno circa 10 milioni di persone che vengono contattate in questa maniera. È un lavoro certosino che stiamo facendo noi di Indipendenza Veneta, siamo molto attenti a questa cosa, perché la democrazia, ricordiamo, passa per la consapevolezza, quindi più tutti siamo consapevoli, non solo i veneti in Veneto, ma anche i veneti all'estero. Il loro voto conterà, perché potranno votare in caso di referendum. Il referendum conterà solo i veneti in Veneto, ma l'autodeterminazione è un processo che vedrà un atto interno da un riconoscimento esterno. Noi siamo democratici, Indipendenza Veneta è fortemente democratica e siamo fortemente attenti al consenso internazionale. Quindi questa operazione che stiamo curando nei minimi particolari, come il Movimento Indipendenza Veneta cura nei minimi particolari la comunicazione, l'aspetto dei social network, e quindi ci dà la possibilità di essere anche internazionali. La cosa da sottolineare è che non siamo stati noi a cercare loro, ma loro a cercare noi. E questa è una cosa importantissima. Ecco, che impressione avete del dibattito che c'è stato relativamente e successivamente al voto online e anche a questa legge? Ma tutto quello che va verso la democrazia, la consultazione, l'opinione pubblica è di nostra attenzione. Di nostra attenzione è l'atto credibile, coerente e chiaro. Quindi tutto quello, la legge 16 è un atto istituzionale. Indipendenza Veneta, più volte Morosini l'ha sottolineato, così come Michele Favero. Indipendenza Veneta ha come obiettivo referendum per via istituzionale, perché è credibile, se fatto a livello istituzionale. Ecco, questo percorso però si è come un po' inceppato, è in ritardo. Questo percorso si è inceppato, io direi di essere un po' cauti sulla parola inceppato. Per quale motivo? Perché la scadenza era giovedì, il 24. La legge 16 è stata iscritta al burro il 24 di giugno, la scadenza in cui Zaia doveva dare le direttive per le modalità e i tempi di esecuzione della legge 16 scadevano il 24 di luglio, che è stato l'altro giorno. Ci hanno detto che c'è appunto qualche giorno di ritardo e hanno assoggettato, diciamo, questo ritardo un aspetto burocratico. Noi siamo assolutamente pazienti, diamo proprio questo aspetto e attendiamo qualche giorno, attendiamo 8-9 giorni, poi siamo altamente strutturati per correre ai ripari.